Ancora una tragedia sul lavoro nel Vicentino. Un operaio ha perso la vita nel primo pomeriggio a Barbarano Mossano dopo essere precipitato dal tetto dello stabilimento della Zincol Italia Spa in via Matteotti, che si occupa di zincatura, verniciatura e tutti i servizi correlati. L'allarme è scattato attorno alle 14. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava lavorando sulla copertura dell'edificio quando, per cause che dovranno essere accertate, è caduto nel vuoto da parecchi metri. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUME 118 e i vigili del fuoco. Le condizioni dell'operaio sono apparse subito disperate e, nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c'è stato nulla da fare. Nello stabilimento sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dello Spisa, ai quali spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle misure di sicurezza. Gli accertamenti dovranno chiarire da quale altezza sia precipitato l'operaio, quale attività stesse svolgendo, che cosa abbia provocato la caduta. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Un'altra morte sul lavoro che riapre drammaticamente il tema della sicurezza nei cantieri e nelle aziende.